È un provvedimento che abbiamo adottato ancora a luglio, scadrà il 15 di dicembre, vogliamo aiutare i giovani che vogliono professionalizzarsi, soprattutto per andare incontro alle esigenze delle nostre imprese. Gli ITS stanno riscontrando da parte delle imprese un grande appeal perché si riesce a formare in poco tempo competenze che hanno bisogno di sviluppare le nostre imprese, che continuino a essere competitive, che continuino ad esportare, e solo grazie a queste competenze si riesce a stare al pari passo con la concorrenza estera. Cerchiamo di sfruttare la rete del sistema camerale italiano, ovviamente, e delle camere di commercio italiane all'estero, che vede sì la Camera di Treviso e il Veneto protagonista con questo nuovo mio ruolo. È un riconoscimento che viene dato anche al territorio, un territorio che ha una vocazione di esportazione che è pari quasi al 50%. Ricordo solo che per le piccole e medie imprese il valore delle esportazioni è pari al 52% del totale delle esportazioni italiane, quindi bisogna ancora di più dare un supporto alle nostre imprese, e la Camera di Commercio vuole essere cerniera tra il mondo dell'impresa, il mondo della scuola e l'istituzione, e quindi anche sfruttare tutta la rete nostra italiana all'estero, perché vediamo che il calo demografico, la denatalità incide molto, quindi dovremmo portare anche competenze da fuori mondo. Fortunatamente il Veneto ha tantissimi distretti industriali, quindi dovremmo coprire a 360 gradi tutte queste competenze e richieste da parte delle imprese. Ci sono attualmente 8 percorsi formativi, sicuramente adesso si sta investendo molto sul turismo in prospettiva delle Olimpiadi. Abbiamo messo a disposizione la nostra sede di Belluno, una sede del 1500 che tra l'altro quindi anche ben porta a questo tipo di formazione, e se si arriva a chiudere quanto prima l'anno prossimo partirà questo corso. Ma ci sono richieste nel meccatronico, nell'agroalimentare, quindi c'è uno spazio veramente enorme per tutti i giovani che vogliono affrontare questo percorso formativo. Tra pochi giorni avremo un appuntamento importantissimo, avremo ospite il professor Dominique Salvatore, noto economista a livello mondiale, che proprio affronterà i temi della piccola impresa, della media impresa, qual è il nostro territorio, qual è il nostro Veneto. Un modello ancora vivo, un modello che deve essere incrementato ancora di più, perché si è dimostrato che anche durante le grandi crisi questa tipologia di impresa riesce a essere veramente propositiva nel cambiamento e essere protagonista. Quindi stiamo investendo molto anche su questo tipo di preparazione e di cultura all'impresa. Noi registriamo come ITS Meccatronico Veneto, registriamo 600 iscritti e solo 9 ragazze, che è una percentuale bassissima. È necessario intervenire fin dai primi anni delle scuole primarie e secondarie per far capire che non c'è motivo per cui una ragazza non possa aver successo, anzi girando le aziende come giriamo noi si vede che la presenza femminile nelle aziende anche tecnologicamente avanzate è molto importante, per cui se queste ragazze si formano con queste tecnologie innovative hanno sicuramente una possibilità di carriera notevolissima, e posso dire per esperienza personale che le ragazze sono molto più brave dei ragazzi.